Compra miele sardo, un hashtag per invitare i sardi a comprare miele prodotto in regione per sostenere un comparto che in questo 2020 ha visto un crollo dell'80% della produzione. L'iniziativa nasce da Coldiretti Sardegna che denuncia come il settore, che è fondamentale anche dal punto di vista ambientale, rischi di collassare. Il primo semestre del 2020 segna per l'apicoltura sarda una delle peggiori annate dal 2012, in primis a causa delle condizioni climatiche anomale degli ultimi mesi. La maggior parte del miele prodotto è di macchia mediterranea e a sfodelo. Altre varietà come il miele d'arancio sardo, il cardo, l'eucalipto, a causa dell'inverno caldo e siccitoso seguito dalle gelate primaverili e del maestrale estivo, sono scarsamente o per nulla prodotte. Nel sud Sardegna la produzione di miele si è fermata al 20% rispetto alla media del periodo, circa 4 kg ad alveare rispetto ai 20 di media. Il bilancio migliore nel centro-nord Sardegna e nel Logudoro, dove le perdite si sono fermate al 50%. Ai cambiamenti climatici si aggiunge una stagione turistica estiva mai partita a causa dell'emergenza Covid. Dopo una crescita delle vendite durante il lockdown, il settore oggi è bloccato per l'assenza di turisti e la minor capacità di spesa dei sardi. Ma a condizionare il mercato è soprattutto la presenza delle miscele di miele straniero a prezzi economici, con 2 barattoli su 3 di origine straniera, provenienti prevalentemente da Ungheria e Cina. Se a tutto questo si aggiunge che 7 apicoltori su 10 attendono ancora gli indennizi per siccità del 2017, si comprende facilmente come adesso a rischio il lavoro degli oltre 1700 apicoltori sardi, soprattutto degli 828 professionali. Per questo è importante la nostra scelta, afferma il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba. Compriamo sardo, diamo un contributo all'ambiente e alla nostra economia, scegliamo il miele dei nostri apicoltori, un prodotto garantito del quale conosciamo l'origine.